attenzione, il tiro e il gol di Jimenez, Cacao e il gol di Cacao che chiude la partita e regala la Coppa Italia al Breganze. Dal Palaferrarin di Breganze, buonasera da Fausto Pozzan. Domenica 28 gennaio, quarta giornata di ritorno del campionato di Serie 1. Beta Lab Breganze opposta in casa all'Amatori Vasken Lodi. Incontro che sulla carta è quasi un testacoda, ma che in realtà, viste le ultime incoraggianti prestazioni del Veneta Lab, autorizza gli appassionati sostenitori breganzesi, se non altro, a gustarsi lo spettacolo, augurandosi che la formazione di casa possa offrire una prestazione che, rispetto all'ultima uscita, quella di Montebello, ha dato sicuramente segnali positivi. Una gara che va a inserirsi in questa quarta giornata del campionato di Serie 1 Hockey Pista edizione 2023-2024. Quarta di ritorno, si diceva, che ha già avuto i suoi anticipi ieri sera, con il Follonica che ha battuto il Grosseto per 5-3, il Valdagno che si è imposto nel derby con il Bassano per 5-2, scusate, il Monza che ha battuto il Sandrigo 8-4. Il programma della giornata si completa con lo scontro tra Sarzana, opposto ai campioni d'Italia del Trissino, poi il testacoda tra Giovinazzo e Forte di Marmi. Non si disputerà invece l'incontro tra Vercelli e Montebello, causa la rinuncia della squadra piemontese, che ha abbandonato l'attività dopo la fine del girone d'andata. L'incontro sarà diretto da una coppia d'arbitri sicuramente esperta e tra le più rinomate, quella composta da Alessandro Eccelci di Novara, uno dei top arbitri mondiali assolutamente. Ad affiancarlo nella direzione Mauro Giangregori di Giovinazzo, al tavolo Luigi Luna di Bassano del Grappa. Diamo lettura delle formazioni che la grafica di Maria Monteano, operatore della piattaforma digitale Hockey Pista Fisser TV, che assicura la ripresa in diretta di questo incontro, ci mostrerà tra qualche istante. Comunque ve ne diamo lettura per quanto riguarda gli ospiti. I portieri sono Valentin Grimalt con il 12 e Riccardo Porchera con il 49. I giocatori di movimento:
Lorenzo Giovannetti con il 4, Alessandro Faccin con il 5, Pablo Miguel Najera con il 7, Felipe Rodriguez con il 9, Davide Nadini con il 44, Andrea Fantozzi con il 54, Morgan Antonioni con il 63, Lian Bozzetto con il 68. E qui trattasi tra l'altro di un ex, perché ha iniziato a giocare, a pattinare qui come i ragazzini del mini hockey del Breganze ci stanno facendo vedere, per intrattenere il pubblico prima che vengano in pista prima che le formazioni facciano i loro ingressi in campo. L'allenatore della formazione ospite, che questa sera sfoggerà la tradizionale casacca giallo-rossa con calzoncini neri, è Pierluigi Bresciani. Per quanto riguarda invece la formazione di casa, che questa sera si esibirà in completo azzurro-nero, i portieri sono Mattia Verona con il numero 85 e Giuseppe Tagliapietra con il 10. I giocatori di movimento sono Pietro Agostini con il 5, Antonio Tagliapietra con il 18, Tommaso Volpe con il 9, Facundo Posito con il 14, Ramiro Xavier Torres con il 57, Massimo Tatarani con il numero 8, Stefano Dal Santo con il 53 e poi Capitan Mattia Cocco con il numero 29. Il capitano invece della formazione ospite è il portiere Valentin Grimalt. L'allenatore della formazione di casa è Roberto Crudeli, subentrato all'inizio di questo girone di ritorno e che sta conducendo da più di un mese la formazione di casa, che questa sera darà vita a un suo personalissimo derby con Pierluigi Bresciani, entrambi forte marmini, entrambi scudettati, entrambi hanno scritto da giocatori pagine indimenticabili della storia di questo sport. Lodi, che ha chiesto, ovviamente tenendo assolutamente il beneplacito di posticipare questo incontro, perché era reduce dalla trasferta vincente in Champions League in Portogallo, a casa dell'Oliveirense, un successo sicuramente importante che lascia sperare nel passaggio del turno per quel che riguarda l'Eurolega edizione del 23-24. Sta entrando in pista in questo istante il Lodi con Capitan Valentin Grimalt, uno dei giocatori sicuramente più esperti della formazione lodigiana, una carriera di tutto rispetto. Viene da una nazione, l'Argentina, che è campione del mondo in carica. Il saluto della formazione ospite, vedremo tra qualche istante quale sarà lo starting five scelto da Pierluigi Bresciani. Tra qualche istante i giocatori del mini hockey di Breganze terranno per mano anche i giocatori della prima squadra dell'hockey Breganze. Il weekend è iniziato bene per le formazioni della società presieduta da Stefano Volpe, perché la Serie 2 ieri sera si è aggiudicata il derby con il Tiene e quindi ha conquistato i primi 3 punti in casa della stagione della serie cadetta dell'hockey pista, che è appena iniziata, è la quarta giornata anche qui, ma stiamo parlando già del ritorno. La classifica, mentre fa ingresso intanto la squadra dell'hockey Breganze, capitanata ovviamente da Mattia Cocco, vede a far da capofila, con il programma che però si deve ancora completare, il Forte di Marmi a 43 punti, seguito dal Trissino a 41, poi abbiamo al terzo posto il Sazzana con 35, al quarto il Follonica con 34, al quinto in questo momento il Lodi con 32, poi abbiamo il Grosseto con 30, Valdagno con 29, il Sandrigo con 24, il Montebello con 21, il Bassano con 21, il Monza a 20 punti, il Breganze a 12, chiude il Giovinazzo a 8 punti, non considerando causa rinuncia al campionato la posizione dell'Engas Bercelli. Sono entrate in pista tutti coloro che daranno vita a questo incontro, compresa la terna arbitrale. Prepariamoci quindi ad assistere a questo importante incontro. Vedremo le scelte di formazione. Breganze reduce, lo ricordiamo, dalla sicura e convincente prova di Montebello, una vittoria 5-3 che ha permesso di conquistare i primi punti fuori casa. Per quanto riguarda la situazione dei marcatori del Breganze, Pietro Agostini ha messo a segno una sola rete sin qui. Ci auguriamo che già stasera possa rimpinguare il suo buon tiro. Mattia Cocco ne ha messi a segno ben 10. Stefano Dal Santo 5, Facu Posito, il capocannoniere del Breganze, con 13 reti. Massimo Tarattarani ne ha messi a segno 9, anche se 8 li ha segnati nella sua precedente esperienza vercellese all'inizio di questa stagione. Ramiro Torres ha messo a segno 8 reti. Complessive le reti messe a segno dal Breganze sono 49, le reti subite 85. Per quanto riguarda il Lodi,
Antonioni ha messo a segno 7 reti, Lia Bozzetto ne ha messi a segno 3, Alessandro Faccini ha messo a segno 10, Andrea Fantozzi 4, poi 10 reti per, poi abbiamo Nadini con 11 reti, Nahera con 9 e Fernandez con 10. Lettura da parte dello speaker Renato Sergio delle formazioni che daranno vita a questo incontro. Discreta affluenza di pubblico, anche una nutrita rappresentanza lodigiana. Da parte Lodi è una delle piazze storiche di questo sport e ha trovato sicuramente a partire dalla stagione 2016-2017 un nuovo inizio, aggiudicandosi in una drammatica vincente finale lo scudetto ai rigori contro il Forte dei Marmi. Da lì un ciclo di vittorie importanti che la società lodigiana vuole continuare, affidandosi però alla sapiente guida di Gigio Bresciani, che sa cercare i giovani talenti di questo sport e magari provare a farli crescere. Uno di questi lo conosciamo bene noi qui a Breganze, Lia Bozzetto, che ha iniziato appunto a pattinare qui con le formazioni giovanili dell'Hockey Breganze, poi trascorsi ovviamente nelle altre formazioni vicentine, tra cui Tiene, Montecchio Precalcino eccetera, però ha iniziato qui. I convenevoli di rito, e poi vedremo chi saranno le scelti. Fernandez, chiedo scusa al collega del cittadino di Lodi che mi sta aiutando in questa telecronaca, lo ringraziamo per la proficua collaborazione. Vediamo i giocatori di Gigio Bresciani che vogliono rompere il fiato prima di dare vita a questa partita. Breganze invece a fare gruppo. Vediamo se sarà un Breganze a trazione anteriore, con il solo Stefano Dal Santo con spiccate caratteristiche difensive, e così è infatti la scelta confermata. Era stato così a Montebello e così anche questa sera, vale a dire Breganze che inizia il match con Mattia Verona tra i pali, Stefano Dal Santo, Massimo Tatarani, Ramiro Torres e Faccu Posito. Per quanto riguarda invece il Lodi abbiamo Faccini, Antonioni, Fernandez e vediamo il quinto. Antonioni, Fernandez, Faccin e Nahera, mi sembra. Sì, pronti a partire per questa avvincente partita, almeno sulla carta. Ci auguriamo che chi ci ascolta e ci vede da casa possa apprezzare sicuramente lo spettacolo che le formazioni cercheranno di offrire in pista. Vediamo se è uno schema per la partenza del Lodi. Palla all'indietro, subito l'accelerazione di Nahera, la conclusione murata dal pattino di Ramiro Torres, quindi Nahera, Antonioni, Fernandez e Faccin. Questo è lo starting five, ovviamente Valentin Grimalta a difendere i pali della porta. E qui c'è subito la conclusione, ancora due volte impegnato Mattia Verona, terza volta, alla fine riesce a sventare la minaccia Massimo Tatarani. Subito impegnato Mattia Verona, se ne va Massimo Tatarani sulla sinistra, va a subire il primo fallo di squadra. Era dato la conclusione Faccu Posito, ma il gioco era fermo. Subito a stringere all'angolo nella propria area di rigore la formazione rossonera, il Lodi. Stasera Breganze in completa tenuta blu. Palla per Ramiro Torres che va a sfidare nell'1 contro 1 il numero 7 ospite, vale a dire Nahera. Faccu Posito, Breganze che articola la propria manovra, cerca il possesso palla. Ramiro Torres a sfidare Nahera, all'indietro, saggio dietro passaggio per Faccu Posito, il tiro ribattuto ancora da Nahera, difesa bassa di Lodi. Breganze sta schiacciando la formazione ospite, il velo tentato da Massimo Tatarani, problematico il controllo per Ramiro Torres che infatti perde palla. Riparte velocemente la formazione ospite e qui a un passo dalla segnatura Lodi, con lo spunto di Antonioni che cercava di premiare sul secondo palo Faccin.
Si è salvata la formazione di casa. Proverbiale l'accelerazione di Antonioni. Ancora Facu Posito, lo raddoppiano Facin e Nahera. Ancora a lottare i giocatori di Roberto Crudeli, perdono palla però, mette tutti d'accordo ancora una volta Nahera a servire Antonioni. Nahera scambiano a metà pista, Lodi sta cercando di imprimere cadenze elevate al proprio gioco. Ancora lo spunto di Antonioni dietro la gabbia di Mattia Verona, lo segue Massimo Tataranni. Facin, la conclusione, la parata di Mattia Verona, è andato a rimbalzo Fernandez. Braganza sta concedendo qualche conclusione di troppo, soprattutto la seconda palla, e deve stare particolarmente attenta alla formazione di Roberto Crudeli questa sera. Lodi ovviamente è una delle formazioni più accreditate nel panorama hockeyistico italiano e lo è da qualche anno. Massimo Tataranni tenta un retropassaggio per Facu Posito, ma se ne vanno invece i giocatori di Gigio Bresciani con Nahera. Rientra bene però Braganza, attenzione però, ha lasciato incolpevolmente Fernandez, libero di andare alla conclusione. Mattia Verona che dimostra tutte le sue proverbiali qualità che ne fanno di essere uno dei portieri maggiormente accreditati in questo campionato. Attenzione ancora allo sputo di Antonioni, però mette tutti d'accordo Massimo Tataranni, c'è un potenziale 3 contro 2 per Braganza. Ancora Massimo Tataranni, non riesce a trovare il pertugio, lo trova adesso per Ramiro Torres che non ci crede fino in fondo. Era stata una buona occasione questa per Braganza, intelligente il tentativo di assist di Massimo Tataranni. Non è arrivato con l'impatto giusto Ramiro Torres. Poco più di 3 minuti dall'inizio del match. Lodi sicuramente, qui c'è un miracolo di Mattia Verona, aveva già esultato Fernandez, però c'è Massimo Tataranni, assist per Facu Posito, 2 conclusioni ravvicinate, non si fa irretire Valentin Grimalt, non fa una piega, ma intanto anche Braganza è stato pericoloso, ha portato un uomo davanti alla porta, l'aveva fatto prima con Ramiro Torres, in questa circostanza con Massimo Tataranni a liberare Facu Posito, doppia conclusione. L'esperienza di Valentin Grimalt ha svettato la minaccia. Possesso palla per Braganza, palla consegnata a Massimo Tataranni che ha avuto un ottimo inizio in veste di assist man. Facu Posito all'indietro per Stefano Dal Santo, apprezzabile sicuramente la sua prova difensiva in quel di Montebello, ma anche stasera avrà sicuramente tanto da lavorare. Ancora Facu Posito a cercare Ramiro Torres nei pressi della porta, va a rimbalzo a prendere palla ancora Facu Posito, a proporre un nuovo possesso, 15 secondi per Braganza per terminare l'azione d'attacco. Il filtrante e la deviazione tentata da palla alta sopra l'altezza regolamentare del 1,50 m. Allora, possesso per Lodi che riparte con Fernandez a cercare Facin, figlio d'arte, lo ricordiamo, il padre Antoni è stato ex giudiziano, tra l'altro è uno dei protagonisti principali dell'hockey degli anni 70 e inizio anni 80. Fernandez, adesso sono il 3 a metà pista quelli di Gigio Bresciani, ma vanno subito a fare un doppio blocco e vanno anche a commettere un blocco irregolare. Riparte velocemente Braganza, Massimo Tataranni, le finte di Massimo Tataranni, non trova un pertugio, va all'indietro a cercare di trovare lo spunto di Facu Posito che non ci crede fino in fondo, aveva forse battuto inizialmente nel dribbling Nahera, non è andato dritto per dritto. Qui perde palla Antonioni, ma va a commettere fallo di squadra. Questa è la decisione di Gian Gregorio, confermata da Alessandro Eccelsi. Sono trascorsi quasi 5 minuti dall'inizio di questa partita, reti inviolate ancora, ma belli spunti offerti da entrambe le squadre, qualche conclusione di Lodi, ma anche Braganza ha avuto i suoi spunti, un paio di situazioni con le proprie punte, vale a dire Facu Posito e Ramiro Torres ben assistiti da... Attenzione qui, Ramiro Torres si libera molto bene, la palla che danza velocemente, anche questa è stata un'ottima opportunità. Braganza si sta avvicinando pericolosamente alla porta di Valentin Grimalt, qui però concede una potenziale ripartenza di 2 contro 2. Attenzione Antonioni, c'è un fischio arbitrale, gioco fermo, vediamo, c'è il blu sventolato a Stefano Dal Santo, non abbiamo capito bene la decisione di Mauro Gian Gregorio, ma tant'è, non abbiamo capito se è stata una protesta o se è stata una situazione di gioco un po' confusa. Fatto sta che Lodi al 19:55 del termine della prima frazione di gioco manda Nahera a sfidare Mattia Verona.
con tiro libero diretto non dovesse realizzare, Lodi avrà 2 minuti di power play. Nahera contro Mattia Verona. Mattia Verona è mancino, lo ricordiamo, ed è sicuramente portiere tra i più validi del panorama calcistico italiano. Il fischio di Alessandro Eccelsi, attendiamo il fischio e poi, ma tutto fermo perché Valentin Grimalta deve sistemare la propria gomitiera. Non abbiamo capito la decisione, stavamo guardando il gioco, la palla, e quindi erano dall'altra parte. C'era Stefano Del Santo nell'angolo basso alla sinistra del fronte d'attacco rossonero. Non abbiamo capito bene le regioni, tanto sta che il direttore di gara Mauro Giangregorio gli ha sventolato in faccia il cartellino blu. Tentativo di trasformazione, Nahera contro Mattia Verona. Il fischio di Alessandro Eccelsi, le finte di Nahera, la rete di Nahera porta in vantaggio Lodi. 19:52. Lodi in vantaggio. Ineccepibile la trasformazione di Nahera. 2 finte e poi ha messo a terra Mattia Verona e l'ha trafitto imparabilmente. Ottima trasformazione. Lodi in vantaggio. Breganze che ha inserito Capitan Cocco al posto dell'espulso Stefano Dal Santo. Breganze quindi che ha avuto sicuramente ottimi spunti e buone opportunità, ma ha dovuto arrendersi alla trasformazione di questo tiro libero diretto messo a segno da Nahera per l'espulsione temporanea di Stefano Dal Santo. Qui perde palla a metà pista Massimo Tatarani, buon per lui che la palla recuperata da Antonioni avviene quasi a fondo pista. Ancora Antonioni a lavorare, la conclusione, la rete di Antonioni. C'è stata forse una deviazione che ha colpito ancora una volta Mattia Verona. Breganze sotto per 2-0. Matori Vasquez Lodi che sta provando a scappare via, ha avuto una supremazia nei primi minuti, ma Breganze aveva avuto un paio di situazioni sicuramente importanti con Massimo Tatarani che aveva pescato un paio di volte. Attenzione qui Massimo Tatarani che prova ad andarsi, cade, vediamo le proteste del Cocco, la parata di Valentin Grimalt. Riparte Nahera per Lodi, mezza trottola e conclusione, recupera palla per i propri colori, fa Cuposito, è stato all'angolo, se ne va Ramiro Torres, va a servire Mattia Cocco, lo scarico all'indietro per Ramiro Torres, Massimo Tatarani, la rete di Massimo Tatarani che riapre il match per Breganze. 17-36, rete di Massimo Tatarani, quindi Breganze che accorcia le distanze e non ce ne vogliono i supporter rodigiani. Forse almeno un gol Breganze per questo inizio gara se lo sarebbe anche meritato. Intanto c'è il primo cambio tra le file lodigiane, è uscito Fernandez, è entrato Andrea Fantozzi. Antonioni, sulla palla vagante ci arriva uno scatenato Massimo Tatarani, secondo gol in rosso-nero per lui, 10° stagionale. Antonioni, Fantozzi, Antonioni, Nahera, Facin, un altro che vede la porta, tanto per cambiare. L'inserimento di Fantozzi, recupera palla però la formazione di casa. Mattia Cocco, la conclusione, la ripartenza dall'altro lato con Nahera, se ne va la rete di Alessandro Facin di prima intenzione, nulla da fare per Mattia Verona. Bello questa segnatura di Alessandro Facin. Lodi sul 3-1, bella partita. Tifoseria organizzata di Lodi presente. Lodi è gemellato con Bassano, Breganze è gemellato con Bassano, quindi dal punto di vista dei rapporti tra le tifoserie dovrebbe essere tutto all'insegna del fair play.
4-1 il punteggio. Possesso per Lodi con Fantozzi. Lo sfida Ramiro Torres, all'indietro per Giovannetti. 1 contro 1 con Massimo Tatarani. Bozzetto gioca a metà pista. Ora Lodi prova forse a tenere un po' più palla. Palla vagante. Prova a impossessarsene Massimo Tatarani. Ma è Nadini invece a vincere il contrasto. Ma intanto commette il fallo di 5 secondi. C'è un contrasto a gioco fermo tra Nadini e Dal Santo. Sarà possesso per Breganze comunque. In questi ultimi frangenti, questi ultimi minuti, tra l'altro si riprova comunque la formazione di casa con il possesso con Mattia Cocco, lo scambio con Facupò di squadra commessi dall'Amatori Vasken Lodi. Breganze. Ingaggio a 2, anzi lo vince Breganze con Ramiro Torres che cade ancora. Ingaggio a 2. Questa è la decisione del signore Chelsea. Pronti ancora a ripartire. Faccuposito fa segno che la pista è bagnata. Si riparte, Faccuposito a contendere il possesso a Fantozzi. Giovannetti ora a contenere il numero 14 di casa. Irregolarità commessa da Valentin Grimalt che ha toccato palla dietro la porta. Quindi punizione, l'angolo basso, una sanzione tecnica, non è fallo di squadra. Faccuposito in possesso. Si avvicina al limite dell'area e poi deve retrocedere per la pressione difensiva dei giocatori di Gigio Bresciani. Qui Ramiro Torres a provare un blocco letteralmente travolto, gli va a commettere un blocco irregolare perché è andato a toccare Fantozzi. Da regolamento il blocco si può fare ma non bisogna andare in contatto con gli avversari, dopodiché quasi tutti i blocchi sono verso l'uomo, ma questo era troppo evidente, l'ha segnalato e sanzionato giustamente il signor Alessandro Chelsea. Qui Ramiro Torres ringhia su Giovannetti a scambiare con Nadini dietro la gabbia di Mattia Verona. Torna all'indietro Nadini, va a trovare lo spunto di Andrea Fantozzi, la conclusione, il gol di Andrea Fantozzi. 5-1, 7-16 al termine della prima frazione di gioco. Fantozzi ha colpito sul suo palo Mattia Verona. È rientrato Nahera intanto. 5-1 Lodi che sta blindando il punteggio e ha un altro spunto con Nahera. Riconquista palla però capitano Mattia Cocco per Breganze. Lo scambio con Massimo Tatarani, Ramiro Torres. Sono velocissimi a rientrare i giocatori di Gigio Bresciani. Breganze fa veramente fatica a trovare spunti, li aveva trovati a inizio partita, ma adesso la formazione ospite ha assolutamente registrato la propria difesa. Qui c'è un filtrante tentato da Faccuposito per provare magari a trovare la deviazione di Massimo Tatarani, così non è. Riconquista una buona palla però Ramiro Torres, prova ad andarsene, all'interno dell'area di rigore lo fermano in due, il portiere e il difensore lodigiano. Dall'altra parte Giovannetti, le finte di tiro Giovannetti, Naera, lo scambio con Nadini dietro la porta di Mattia Verona, cercava l'esecuzione di uno schema ma non ha trovato il compagno. Allora dall'altra parte con Mattia Cocco a servire Massimo Tatarani che non trova Pertugi, allontana la sfera Valentin Grimalt. Possesso per Breganze perché la palla è uscita dal terreno di gioco. Alle viste un altro cambio, l'ennesimo per Lodi, con Gigio Bresciani che ha già schierato tutti i propri giocatori di movimento a poco meno di 6 minuti dalla fine della prima frazione di gioco. Mattia Cocco
deve retrocedere per la pressione di Lodi. Qui la finta di ricezione, si cercano con passaggi lunghi i giocatori di Roberto Crudeli, mantengono il possesso della sfera con Ramiro Torres. Lodi sicuramente sta facendo una difesa apprezzabilissima. Da là ancora Fernandez, la parata con il casco di Mattia Verona che chiede di poter pulire la visiera, perché qui ci è andato proprio di testa letteralmente, e infatti il secondo portiere delle Braganze, Giuseppe Tagliapietra, va ad aiutare il portiere titolare Mattia Verona, mentre fa il suo ingresso in campo intanto Pietro Agostini al posto di Ramiro Torres. È rientrato anche Stefano Dal Santo al posto di Massimo Tatarani. Braganza è sotto nel punteggio per 5-1 in casa, ma Lodi ha sicuramente dominato questa prima frazione, soprattutto nella seconda metà del primo tempo. C'è stata partita fino al 2-1 di Braganza, poi Lodi ha preso in mano le redini di questo incontro. Braganza comunque qualche spunto lo ha trovato, lo ha cercato. Volitiva sicuramente la prova di Massimo Tatarani, l'unico autore della rete di gol in casa Braganza. Qualche spunto per Facu Posito, ma troppo poco per impensierire quella che si sta rivelando una corazzata che, lo ricordiamo, giovedì è andata a vincere in Eurolega in casa dell'Oliverense, vale a dire una delle squadre più famose e più importanti del mondo, in una nazione, il Portogallo, dove questo sport è quello fra i più accreditati, più famosi. Praticamente dopo il calcio in Portogallo c'è l'hockey pista. Fernandez e Naera, doppio scambio, la conclusione è la parata di Mattia Verona. Riparte Braganze con Mattia Cocco che ha ricevuto da Stefano Dal Santo, se ne va Mattia Cocco, lo raddoppiano, mantiene possesso palla in virtù della sua classe, qui la perde invece Facu Posito. E allora un'altra possibilità per la formazione giallorossa ospite, con Fernandez in possesso all'indietro per Naera, se ne va Naera, salta come birilli i giocatori rossoneri che devono rialzare le cadenze difensive se vogliono provare a scrivere una pagina diversa su questa partita. C'è bisogno assolutamente di solidità difensiva in casa Braganze per provare a piano piano risalire la corrente, perché nell'hockey pista naturalmente tempo per rimediare ce n'è, ma bisogna fare di più. E sicuramente se ne è accorto Roberto Crudeli, che avrà modo magari di parlarne nell'intervallo. Mancano meno di 4 minuti al termine di questa prima frazione di gioco, che sin qui Lodi sta letteralmente dominando. Si riparte, Stefano Dal Santo a trovare Facu Posito lungo sponda, torna indietro Facu Posito, lo aiuta Mattia Cocco, un passaggio sporcato da Naera e preda comunque di Stefano Dal Santo, che cade, va a subire l'ottavo fallo di squadra. Stranezze del punteggio, Lodi è avanti 5-1, ma ha commesso 8 falli di squadra, Braganza ne ha commesso uno solo. Agostini sulla sfera, lo scambio, la punizione è sull'angolo basso alla destra del fronte d'attacco rossonero. Stefano Dal Santo, Mattia Cocco, ancora Facu Posito a trovare lungo sponda Pietro Agostini, che è costretto a retrocedere. Si libera della sfera per un passaggio che va a favorire lo spunto di Facu Posito. Il tentativo di progressione di Mattia Cocco, 5-6 secondi per terminare l'azione d'attacco. Lo stop e il tiro di Stefano Dal Santo. Pietro Agostini, terminano i 45 secondi, riparte Lodi non velocemente. Fernandez va a giocare con il suo portiere. È entrato Alessandro Faccin, che ha messo a segno il punto del 3-1, un gol bellissimo di prima intenzione, che non ha lasciato scampo a Mattia Verona. Ancora Naera, conquista palla per i propri colori Stefano Dal Santo, cade, non ravvisano irregolarità i direttori di gara. Rientra Pietro Agostini su Naera, all'indietro per Antonioni, che ha messo a segno il secondo gol. Ancora Antonioni, Naera dietro la gabbia di Mattia Verona, lo fronteggia Mattia Cocco. Ragazzi, in questo frangente ha un po' registrato la difesa e ne ha assolutamente necessità per provare a risalire la corrente magari in questo secondo tempo, che si profilerà difficile, ma Braganza lo sa.
che deve assolutamente discutere e conquistarsi punti e spazi in questa Serie 1 difficilissima, in questa stagione complicata, con un girone d'andata che è stato, che ha concluso con soli 6 punti in classifica. Una brutta sconfitta alla prima di ritorno in quel di Forte, ma il Forte di Marmi è naturalmente la capolista del campionato italiano, è una delle formazioni maggiormente accreditate per vincere tutto, almeno in Italia. E poi la bella vittoria di Montebello nello scorso turno. Attenzione, Faccin, la conclusione, bravo Mattia Verona. Stefano Del Santo, Faccin che ringhia su di lui, pressing alto per Lodi, il tentativo di premiare lo scatto di Pietro Agostini. Comunque si chiudono i giocatori in fase difensiva, i giocatori di Roberto Crudeli. Pietro Agostini ha tentato un improbabile servizio per Facu Posito, dall'altra parte Naera, lo spunto di Naera, è entrato su di lui Facu Posito. 1 minuto e 29 al termine della prima fazione di gioco, accusa un colpo al pattino Facu Posito, infatti così è. Vediamo se sarà in grado di proseguire il numero 14 di casa. Lo vediamo particolarmente sofferente, ma non ha ancora chiesto il cambio. È pronto in ogni caso Ramiro Torres. Sì, ci sembra in grado di proseguire Facu Posito. 1:25 al termine. Possesso per Lodi, che è in possesso di questo match. Scusate la ripetizione di parole. Antonioni, Nahera, doppio scambio. Nahera e Antonioni senza guardare cercavano lo spunto sul secondo paio di Fernandes. Giocano a memoria i giocatori di Gigio Bresciani. Facu Posito lo contrasta Antonioni, cerca di liberarsi con delle finte, con delle trottole, e qui un buono spunto di Facu Posito. Ancora ringhiano su di lui i giocatori di Gigio Bresciani. Alla fine è Pietro Agostini a impossessarsi della sfera. Breganze ha altri 35 secondi per completare l'azione d'attacco. Mattia Cocco, lo scambio all'indietro per Stefano Del Santo, la finta di tiro del 53 di casa. Posito, Agostini, si sta dando da fare il numero 5 rossonero. Qui perde palla Mattia Cocco, concede la ripartenza da Antonioni, lo scambio verso Fernandes. Pietro Agostini che ringhia su di lui. Ultimi 30 secondi di questo primo tempo. Fernandes 1 contro 1 con Pietro Agostini, lo scambio per Antonioni, all'indietro per Nahera. Faccin, metà pista. Antonioni, lo spunto di Antonioni lo accompagna all'uscita, come si suol dire. Mattia Cocco qui esce dai pali, Valentin Grimaldi si esibisce in bello stile, ma qui intanto il primo tempo termina in questo istante con Lodi avanti 5-1 nel punteggio. In rete Nahera, Antonioni, Faccin, Nadini e Fantozzi per gli ospiti per Breganze. La rete di Massimo Tataranni, la sua 10ª stagionale. A risentirci tra 8 minuti circa per il secondo tempo qui dal Pala Ferrarin di Breganze. A più tardi da Fausto Pozzan.
Bentornati all'ascolto, gentili signore e signori, qui dal Pala Ferrarin di Breganze vi parla Fausto Pozzan. Tra qualche istante il secondo tempo di Veneta Lab Breganze, Amatori Basket Lodi, primo tempo che ha visto un padrone in questa partita, come da pronostico, vale a dire l'Amatori Basket Lodi, che si è portata al riposo sul 5-1. Ha sbloccato il risultato con Nahera, autore di un ottimo tiro libero diretto concesso per fallo di Stefano Dal Santo. Ecco qua, ecco gli highlights della regia di Maria Monteanu. Il primo gol di Nahera, secondo gol di Antonioni, deviato, non ha dato scampo. Qui l'illusione del Breganze con Massimo Tatarani, suo 10° gol stagionale, che ha accorciato le distanze sul 2-1. Poi però ha allungato il Lodi subito con Alessandro Faccin, un tiro di prima intenzione che non ha lasciato scampo. Poi Nadini, che ha rubato palla a metà pista, si è involato e ha trafitto l'incolpevole nella circostanza, Mattia Verona. E poi lo spunto di Andrea Fantozzi per il 5-1, un gol sul palo di Mattia Verona. Non sarà stato contento ovviamente il tecnico di casa Roberto Codeli, che è molto preciso e pignolo nel dare indicazioni ai propri portieri, come è giusto che sia. Fatto sta che Lodi ha concluso questo primo tempo in vantaggio, 4 gol di vantaggio, 5-1. Partita che comunque ha tutto un secondo tempo che ci prepariamo a vivere. Grazie alle telecamere della piattaforma digitale Hockeypista Fisher TV. Ci scusiamo se nel primo tempo c'è stato qualche problema di rete che non ha consentito agli spettatori da casa di apprezzare le qualità messe in mostra dai giocatori che hanno dato vita a questa contesa. Lodi, soprattutto a partire dalla seconda metà del primo tempo, ha allungato sensibilmente nel gioco e nel punteggio, in virtù soprattutto di una grande difesa, un pressing asfissiante che non ha lasciato scampo alle iniziative della squadra di casa, che pure aveva avuto un ottimo approccio con il match, soprattutto con un Massimo Tatarani in veste di assist man per i compagni, e poi che si è messo in proprio, mettendo a segno l'1-2 della Speranza. Poi però c'è stato il ritorno della formazione ospite, che sta confermando assolutamente di meritare tutti i suoi 32 punti in classifica e il suo diritto di contendere a Valongo Saint-Omer e Oliverense il passaggio del turno anche in Coppa dei Campioni. Si riparte comunque con Mattia Cocco in possesso, Breganze con Cocco Dal Santo, Tatarani e Torres a rifiatare Falcuposito, Lodi con Fantozzi, Nahera, Faccin e Antonioni, sempre tra i pali ovviamente Valentin Grimalta, sempre tra i pali nelle file breganzesi Mattia Verona, che è un ex della partita. Torres, siamo a metà pista, cercano di raddoppiarlo in 2, riconquistano palla i giocatori di Gigio Bresciani, ripartono velocemente con Antonioni, il doppio scambio con Nahera impreciso, buon per Breganze, che ha così modo di riposizionarsi a protezione del proprio estremo difensore Dal Santo, e qui si era liberato molto bene Faccin, la conclusione è imprecisa. Buono spunto però di Ramiro Torres, che corre lungo la fascia, qualcosa a metà tra il tiro e l'assist di Ramiro Torres. Si rammarica Massimo Tatarani, sono queste le sue giocate, la capacità di colpire al volo del giocatore materano, primo anno a Breganze, sono assolutamente proverbiali. Le finte di tiro di Andrea Fantozzi, riparte Breganze 3-2, Massimo Tatarani, la conclusione è la parata di Grimalta, riparte velocemente Antonioni, Faccin ancora, bravo, no, c'è il ribalzo, no, c'è stato un gol con il pattino e infatti il signor Ecessi lo annulla. Riparte Breganze, si rimane sul 5-1. Qui c'è un ottimo intercetto di Fantozzi che anticipa Ramiro Torres, solo il Forte dei Marmi qui al Pala Ferrarin ci ha mostrato una difesa così alta e così efficace. Sicuramente. Adesso rombo offensivo per Lodi con Fantozzi, Antonioni e Nahera, vertici larghi.
si sposta sul lungosponda Fantozzi a premiare lo spunto di Faccin. Giocano ancora a memoria a 3 adesso a metà pista i giocatori di Gigio Bresciani, solo Naera in avanti, poi adesso si è spostato Faccin. Antonioni, 2 secondi per completare l'azione d'attacco, lo fanno i giocatori di Gigio Bresciani con una conclusione ben controllata da Mattia Verona. Riparte Braganze con Massimo Tatarani che va a portare palla, è agevolato da Ramiro Torres. Il passaggio all'indietro è intercettato però da Naera, tiro ribattuto da Stefano Dal Santo. Braganze sicuramente deve riuscire a trovare il primo possesso per eludere la pressione alta di Lodi, che cerca il recupero immediato della sfera. Recupera qui la palla per i propri colori Ramiro Torres. Possesso per Braganze. Ci spiega Alessandro Celsi che va a concedere invece un ingaggio a 2. 22-12 al termine della partita. 5-1 Lodi qui al Pala Ferrarin per questa quarta giornata del girone di ritorno del campionato di Serie 1 2023-24. Cade Stefano Dal Santo, si gioca Nahera 1 contro 1 con Stefano Dal Santo dietro la porta a premiare Antonioni che ritorna all'indietro, va a cercare di trovare Fantozzi. Ancora Antonioni, Nahera lo accompagna dietro la porta. Capitan Cocco qui si perde lo spunto di Antonioni, si è arrabbiato ovviamente con il suo giocatore Roberto Crudeli. Rimedia però Ramiro Torres, va a lanciare Massimo Tatarani che arriva in area e qui lo spinge Antonioni. Non ravvisano irregolarità i direttori di gara, le proteste di Massimo Tatarani e anche della curva rossonera. Effettivamente la spinta c'è stata. Ancora un intercetto di Ramiro Torres che prova ad andarsene, ne sfida 3, ritornano su di lui, gli portano via la palla. E questo è il tema della partita, il recupero immediato di palla di Lodi che non lascia scampo a Braganze. Qualche recriminazione sull'ultima azione, effettivamente la spinta ai danni del giocatore rossonero c'era stata. Comunque altra opportunità per Braganze con Mattia Cocco che ha il problema di battere la pressione alta di Lodi. Fantozzi, Cocco è aiutato da Ramiro Torres, porta palla, va all'indietro, trova il 57 di casa che però perde palla per l'intervento di Fantozzi, recupera per i propri colori la sfera Stefano Dal Santo, lo stop e il tiro di Mattia Cocco impreciso, va a rimbalzo però Massimo Tatarani, all'indietro per Mattia Cocco. Almeno Braganza riesce ad assicurarsi il possesso della sfera in questo istante. Qui esce Valentin Grimalta a impedire una buona trama offensiva per Braganza. Qui bravo Mattia Verona a opporsi alla conclusione ravvicinata di Fantozzi. Le squadre si stanno allungando. Stefano Dal Santo, tentativo di assistenza per Massimo Tatarani che cade in area, era riuscito anche a toccare palla, si è arrabbiato qui Gigio Bresciani, richiamando una maggiore attenzione difensiva dei suoi. Prima abbiamo apprezzato l'uscita di Valentin Grimalta a chiudere il dai e vai da Torres e Tatarani. Lo spunto intanto di Antonioni dietro la gabbia di Mattia Verona, autore di ottime parate in questo inizio di ripresa, così come era stato inizio partita. All'indietro chiama lo schema 2-2 Gigio Bresciani. Naera, se ne va Naera, va a cercare Faccin, non lo trova, il tocco irregolare di Mattia Verona. Ancora Alessandro Faccin recupera sfera per i propri colori. Mattia Verona, Massimo Tatarani, Stefano Dal Santo, stop e tiro, la parata di Grimalt, si riparte. Fantozzi, Nahera 1 contro 1 con Massimo Tatarani che per un attimo gli devia la palla, che tanto che basta. Ancora un ottimo recupero di Massimo Tatarani, se ne va Massimo Tatarani a servire, ma Ramiro Torres che ha tentato una magia, ha avuto l'unico torto di non trovare la porta. Peccato, Braganza è vicina al punto del 2-5, 18:50 al termine della partita, avanti Lodi 5-1. Possesso sfera per i giocatori di Gigio Bresciani che girano a 3 a metà pista. Lo scambio Fantozzi Antonioni, scambio rapido con Naera dietro la porta, all'indietro a servire
Andrea Fantozzi, ancora dietro la porta di Mattia Verona c'è Nahera, suo il gol che ha aperto le marcature. Antonioni, la conclusione, Sbilenka recupera palla per i propri colori. Mattia Cocco, subito la pressione di Fantozzi, un po' più larga, però lascia il possesso a Mattia Cocco che varca la metà pista. Tentativo di assistenza di Massimo Tatarani per Stefano Dal Santo, è impreciso. Buono lo spunto di Fantozzi, un palo bellissimo, la girata di Fantozzi che ha trovato il palo a salvare Breganze. Ottimo spunto del 54 ospite che recupera ancora palla per i propri colori, si ferma, va a servire Nahera, doppio cambio le viste per Lodi, entra Giovannetti, esce Nahera, Facin recupera palla per i propri colori, invece Massimo Tatarani a servire lo spunto, l'accelerazione di Ramiro Torres, tiro impreciso, va a recuperare però la palla il 57 di casa, ancora Ramiro Torres a sfidare Giovannetti, azione prolungata del 57 di casa che si rammarica. Cocco, ancora Massimo Tatarani, un no look a cercare di premiare l'inserimento di Ramiro Torres, recuperano invece i giocatori di Gigio Bresciani. Eccoli i cambi, entra Nadini, entra Lia Bozzetto, esce Antonioni, esce Facin, le continue rotazioni di Gigio Bresciani, il nono fallo di squadra però commesso da Lodi, esce Mattia Cocco, rientra Facuposito, quindi Lodi prossimo a esaurire il bonus a 16:50 dal termine della partita. Ramiro Torres in possesso a metà pista, a servire Massimo Tatarani, all'indietro per Stefano Dal Santo, lo spunto di Stefano Dal Santo che va a cercare di trovare Ramiro Torres, sulla palla vagante il più lesto è Facuposito. Stefano Dal Santo, lo scambio per Ramiro Torres. Ramiro Torres perde palla per l'intervento difensivo apprezzabile di Andrea Fantozzi, la conclusione di Giovannetti sopra la traversa della porta difesa da Mattia Verona. 16:19 al termine, 5-1 Lodi. Bella partita comunque, apprezzabile l'impegno profuso da entrambe le formazioni, con Lodi che sta facendo valere i diritti della maggior classe e di un'ottima organizzazione soprattutto difensiva. Qui c'è del tiro accompagnato di Stefano Dal Santo, controllato da Valentin Grimalt, che va a sfidare dietro la porta Ramiro Torres, ancora Ramiro Torres, fronteggiato da Fantozzi, esce dai propri pali Mattia Verona, la conclusione tentata da Stefano Dal Santo, un strano rimbalzo della palla, ci si avventa Massimo Tatarani, Facuposito, le finte di Facuposito, lo scambio all'indietro per Stefano Dal Santo, ancora Stefano Dal Santo, la conclusione a rimbalzo, ci arriva per un attimo Facuposito, controlla con la mano e allora possesso per Lodi. 15:34 al termine della partita, possesso per Lodi. Nadini con un calcio manda la palla indietro, a seguire il proprio compagno di squadra Fantozzi, pronto a far ripartire il gioco con la collaborazione di Giovannetti. Riceve Nadini, autore del punto del 4-1, poi c'è stata la quinta rete di Fantozzi. Bozzetto, Giovannetti, doppio scambio Giovannetti Bozzetto, ancora Giovannetti all'indietro per Fantozzi, rombo offensivo per Lodi, vertice alto Nadini, Fantozzi perde palla e il signor Eccessi fischia fallo di squadra, il secondo commesso da Breganze. C'era la possibilità, ma ovviamente l'irregolarità a termini di regolamento mi pare che ci potesse stare, e allora si riparte con il possesso per la formazione ospite. Giovannetti, Nadini, le finti di tiro di Nadini, all'indietro per Fantozzi, Tatarani è il più lesto, Massimo Tatarani a impossessarsi della sfera, va a servire Facuposito, ancora Facuposito, il doppio blocco di Stefano Dal Santo e Ramiro Torres a favorire nell'azione, a sfidare Lia Bozzetto, ancora Facuposito in possesso, Ramiro Torres,
Massimo Tatarani a cercare di chiudere il dai e vai con il 57 di casa. Stefano Del Santo, Ramiro Torres, 14-24, si lancia Ramiro Torres dietro la porta, trova Facu Posito che prova ad uscire dal traffico, a cercare sul secondo palo Massimo Tatarani, e invece siamo dall'altra parte con Nadini. Chiudono i giocatori di Roberto Crudeli in collaborazione portiere e difensore. Qui il tentativo di tiro al volo di Stefano Del Santo, sfortunato qui, che avrebbe meritato qualcosa di più, e invece non ha trovato la porta, va a commettere un fallo di squadra nel rientro difensivo. Peccato. Buona trama questa di Breganze. Dopo 11 minuti dall'inizio del secondo tempo entra Fernandez nelle file dodigiane. Giovanetti sulla sfera, pronti a ripartire. Bozzetto, Giovanetti, dopo scambio con Bozzetto. Ramiro Torres, Nadini, Bozzetto, ancora lì in Bozzetto, all'indietro per Nadini, lo scambio con Giovanetti, Bozzetto, Fernandez all'indietro per Giovanetti, la conclusione di Giovanetti, Murata, riparte Braganza, il tentativo di lanciare Ramiro Torres. Le stecche dei giocatori di Gigio Bresciani a sventare la possibile minaccia in contropiede di Breganze. Recupera palla, però Breganze se non altro ha migliorato l'assetto difensivo in questo secondo tempo. Ottimi recuperi di palla e qualche possesso, qualche occasione in più in questa prima fase del secondo tempo. Il Breganze si sta caricando di falli però nella circostanza. Lodi ha commesso il nono. Roberto Crudeli ha qualcosa da dire a Gian Gregorio, che non lo ascolta. Si riparte. Ancora Naera a scambiare con Giovanetti, Bozzetto, il mancino lodigiano all'indietro per Giovannetti. Siamo dietro la porta con Nadini, l'autore del quarto gol degli ospiti. Ancora Giovannetti a servire Fernandez, ancora Nadini, si gioca la conclusione, il pattino di Mattia Verona a sventare la minaccia. Attenzione, Nadini, miracolo di Mattia Verona, vicino al gol del 6-1 la formazione ospite. Veramente un'ottima parata questa di Mattia Verona. Facu Posito, Ramiro Torres, se ne va Ramiro Torres, il tentativo di servire al centro dell'area Massimo Tatarani non ha successo. Allora un'altra opportunità per la formazione ospite con Bozzetto. Bozzetto a scambiare con Giovannetti. Breganze che, ricordiamo, sarà impegnata nel prossimo turno dal derbissimo di Sandrigo. Sandrigo battuto l'andata per 3-1 con un finale sicuramente avvincente. Bozzetto, il doppio scambio con Fernandez. Giovannetti, giocano anche a un tocco i giocatori di Gigio Bresciani. Bozzetto, Giovannetti, 8 secondi per concludere il tiro. Qui Breganze recupera un'altra palla, il tentativo di lanciare Stefano Del Santo si rivela purtroppo impreciso, e allora dall'altra parte Fernandez perde palla, la recupera Stefano Del Santo, lo scarico per Massimo Tatarani, le finte di tiro Massimo Tatarani, la conclusione si sposta sul proprio primo palo con eccellente tecnica di pantillaggio Valentin Grimalt e sventa la minaccia. Ottima occasione questa in ripartenza per Breganze, che ha recuperato qualche palla a metà campo in questo secondo tempo. Era successo esattamente il contrario nel primo tempo e Lodi ne aveva saputo approfittare, costruendo quella che si sta profilando essere una importante per la formazione lodigiana affermazione fuori casa per continuare la lotta nelle prime posizioni del campionato di Serie 1 hockey pista edizione 2023-2024. Giovannetti che va a cercare Nadini, non lo trova, e allora Breganze a proporre una nuova trama con il suo numero 57
Ramiro Torres all'indietro per Stefano Dal Santo, servito Facu Posito, torna indietro Facu Posito, ringhia su di lui Liam Bozzetto, ma si libera della sfera il 14 di casa, andando a servire Massimo Tatarani, che gli ricambia il favore, lo cerca all'interno dell'area Facu Posito, il triangolo non si chiude, lamenta un'irregolarità non rilevata dai direttori di gara Massimo Tatarani, pronto a rientrare Mattia Cocco. Nadini, possesso, il fallo di squadra, attenzione, c'è un time out, l'ha chiamato Roberto Crudeli, quinto fallo di squadra commesso da Breganze. Vediamo con Roberto Crudeli che ha qualcosa da dire al direttore di gara. Il cambio, esce Massimo Tatarani, entra Mattia Cocco. Nel prossimo turno Lodi sarà impegnata in casa, anzi no, dovrà riposare a causa della rinuncia del Vercelli. Breganze invece, l'abbiamo ricordato, derbissimo a Sandrigo. Termini di questo secondo tempo, Breganze è migliorato nell'atteggiamento difensivo, ha recuperato qualche palla, soprattutto a metà campo, proponendo qualche ripartenza interessante, sventata però da un ottimo Valentin Grimalta, che ha confermato tutta la sua classe. Ottime anche le parate ovviamente di Mattia Verona. Lodi ha rallentato un po' le cadenze e i ritmi, d'altra parte è avanti per 5-1, è reduce da una trasferta sicuramente importante e dispendiosa dal punto di vista fisico, delle energie, in Portogallo a casa dell'Oliverense, sconfitto e rilanciandosi così in Eurolega. Bozzetto, intanto siamo a metà pista, si riparte. Fernandes, Nadini, Bozzetto, Fernandes, Nadini e Giovannetti, questi i quattro di movimento. Gigio Bresciani, quando mancano 9 minuti e 20 al termine della partita. Nadini, la conclusione di Nadini ben controllata da Mattia Verona. Manca il gol in questo secondo tempo. Comunque lodevole l'impegno messo in mostra da entrambe le formazioni. Fernandes, Bozzetto, Lodi che gioca a memoria, 2 in avanti, 2 indietro in questa frangente. Nadini a trovare dietro porta Liam Bozzetto, ancora Bozzetto all'indietro, Giovannetti, mancano 10 secondi a Lodi per completare le operazioni d'attacco, per tentare un tiro. Recupera palla invece Breganze, a conferma del fatto che la tensione difensiva sicuramente è migliorata nella formazione di casa. Torres ha ricevuto palla da Stefano Dal Santo, all'indietro per il 53 di casa Capitan Cocco a ricevere, 2 in avanti, 2 a metà pista. Queste le scelte d'attacco di Breganze. Qui c'è la palla allontanata da Valentin Grimalt. La panchina breganzese chiedeva il fallo di squadra perché Valentin Grimalt ha allontanato la palla. I direttori di gara non sembrano intenzionati ad accogliere questa protesta, e allora è solo una sanzione tecnica con Facu Posito che è andato a tirare. Valentin Grimalt si impossessa della sfera, serve Fernandes. Breganze in pressione alta ed è una notizia. Recupera palla, può essere un tema per provare magari a mettere un po' di pressione nei confronti della formazione ospite e per giocare al meglio questi ultimi 8 minuti di match. Ha tentato subito il tiro Mattia Cocco, gli ha ribattuto la conclusione Fernandes. Bozzetto sempre fermo a 9 falli di squadra Lodi, e qui non viene fischiata l'irregolarità. Si è lamentato Mattia Cocco, non hanno rilevato irregolarità i direttori di gara, e allora ancora possesso per Lodi. Fernandes, Giovannetti all'indietro, ancora Fernandes, Bozzetto, lo spunto di Bozzetto dietro la porta in bello stile, va a cercare Giovannetti, non lo trova, recupera palla per i propri colori. Facu Posito va a servire Stefano Dal Santo,
a lanciare sfera a lungo sponda per Ramiro Torres, che se ne impossessa. Il servizio per Mattia Cocco, all'indietro per Ramiro Torres, 7 minuti, poco meno di 7 minuti al termine. La conclusione di Ramiro Torres purtroppo imprecisa. La palla si ferma dietro la porta, difesa da Valentin Grimalt, e allora ingaggio a 2. Facu Posito contro Liam Bozzetto. Time out, lo ha chiamato Roberto Cudeli. Si deve ripartire. Con questo ingaggio esce Mattia Cocco, rientra Massimo Tataranni per questo finale. Breganze sarà a trazione anteriore, con 3 giocatori da spiccate caratteristiche offensive, vale a dire Massimo Tataranni, Facu Posito e Ramiro Torres, e il solo Stefano Dal Santo a difendere, a mantenere l'assetto più bilanciato difensivamente. Gigio Bresciani, che non ci pare aver operato invece sostituzioni, si affida ancora a Nadini, Bozzetto, Fernandez e Giovannetti per questo finale, che è saldamente nelle mani della formazione dell'Amatori Vasken Lodi. Pronti a ripartire. Lodi è gravato di 9 falli di squadra. Hanno protestato i giocatori della panchina per qualche circostanza, e anche i giocatori in campo, ma la coppia arbitrale, composta, ricordiamo, da Alessandro Cessi e Mauro Giangregorio, non ha accolto le proteste della Breganze, e allora si rimane in questa situazione di falli. 9 commessi da Lodi, 5 commessi da Breganze. Stefano Dal Santo in possesso, a 10 secondi per varcare la metà pista, se ne va Facu Posito, ottima la ricezione, cade in aria, la conclusione non è riuscito ad arrivare sul tap-in vincente Massimo Tatarani. Ottimo questo spunto di Facu Posito, peccato, incita i suoi Roberto Cudeli. Breganze sicuramente autore di un buon secondo tempo. È mancato solo il gol alla formazione di casa in questa seconda frazione. Lodi comunque è padrona del match e lo sta dimostrando. Fernandez lo accompagna all'uscita, Facu Posito cerca di raddoppiare Stefano Dal Santo, e invece c'è la conclusione imprecisa di Liam Bozzetto. Nadini in possesso palla per i propri colori. Sulla palla vagante vediamo se i giocatori breganzesi se ne impossesseranno. Ci riescono infatti con Facu Posito, e questa è l'intensità difensiva che sicuramente farà piacere a Roberto Cudeli, che incita Stefano Dal Santo ad accelerare le operazioni di ripartenza. Qui l'ottimo servizio per Facu Posito, che aveva pensato a un assist per Ramiro Torres. I pattini del difensore lodigiano hanno sventato la minaccia che stava portando la formazione di casa. Ancora Facu Posito a ricevere, un ottimo lancio di Massimo Tataranni, cerca di liberarsi con una magia, ma Facu Posito invece rinviene su di lui Nadini, e rinviene su Nadini il solito generoso Ramiro Torres, che se ne va. Varca in questo istante la metà pista, va all'indietro da Facu Posito, ancora Facu Posito, fronteggiato da Liam Bozzetto, e vediamo se questo sì è il 10° fallo di squadra, sottolineato dagli applausi ironici forse del direttore di gara, le proteste di Gigio Bresciani. 10° fallo di squadra comunque. Time out mi pare sia stato chiamato da Gigio Bresciani, quando ci riprenderà con il 10° fallo di squadra. Qualche polemica tra le panchine. 10° fallo di squadra comunque concesso dal signor Mauro Giangregorio. La panchina lodigiana fa segno che il giocatore breganzese ha accentuato la caduta sulla spinta ricevuta, ma tant'è, non cambiano idee i direttori di gara, e quindi a 4 minuti e 57 Breganze avrà la possibilità di andare al tiro libero diretto per il 10° fallo commesso dalla formazione ospite. Dovesse trasformare questo tiro libero, almeno ci sarebbero 5 minuti sicuramente tutti da vivere qui al Palla Ferrarini di Breganze, perché per questa quarta giornata del campionato di Serie 1 di hockey pista.
ci va Ramiro Torres a sfidare Valentin Grimaldi. Una bella responsabilità. Fair play intanto tra Giovannetti e Mattia Verona. Abbiamo ricordato che Mattia Verona è stato giocatore del Lodi. Valentin Grimaldi che si prepara. Vediamo. Ramiro Torres contro Valentin Grimaldi. Valentin Grimaldi è un portiere assolutamente esperto. Le finte di Ramiro Torres. La traversa di Ramiro Torres aveva fatto tutto bene. Aveva anche superato con un bel pallonetto il portiere ospite. È stato sfortunato perché la traversa gli ha negato la gioia del gol. E quindi si rimane sul 5-1 per Lodi. E mancano 4 minuti e 30 al termine della partita. Recupera palla però Stefano Dal Santo a servire e a trovare il gol 4 del numero 8 Massimo Tataranni. 5-2 allora. Sfortunato Ramiro Torres, ha avuto invece maggior fortuna Massimo Tataranni, 11ª rete stagionale per lui, e quindi 4 minuti e 28 con Braganze che deve recuperare 3 gol, ma intanto è stata meno premiata questa ripresa di Braganza che ha dimostrato una maggiore solidità, un maggiore atteggiamento difensivo, come conferma per esempio questo raddoppio portato da Facu Posito. Il tentativo di dai e vai ancora una volta interrotto dalla stecca di Valentin Grimaldi. Antonioni, vediamo se Lodi colpito sul vivo proverà a reagire, ma c'è un'altra riconquista di palla per Braganze con Stefano Dal Santo, prova a riaccendere il match Braganze, mancano 4 minuti. Eccola qui l'assistenza di Stefano Dal Santo, se ne va in bellissimo stile Antonioni, recupera però poco polito, c'è un potenziale 3 contro 2 e invece ritorna Alessandro Faccin e la rete di Facu Posito. 3-41, prepariamoci a vedere un finale di gara avvincente se non altro, perché dopo la rete di Massimo Tataranni c'è stato anche il gol di Facu Posito e quindi Braganze a -2, Gigio Bresciani costretto a chiamare time out, a far uscire Liam Bozzetto, a far entrare Nahera, a catechizzare i suoi, a richiamarli magari a non concedere troppi spazi a Braganze. Entra anche Fernandez, quindi Gigio Bresciani se non altro si è preoccupato per questo finale. Vediamo inquadrata la panchina ospite. Facu Posito, 14° gol stagionale, bella rete, alza e schiaccia dal limite dell'area, non ha visto partire il tiro Valentin Grimaldi, nulla ha potuto fare, così come nulla si è dovuto arrendere alla rete di Massimo Tataranni. Avesse segnato quella sfortunata esecuzione del tiro libero diretto Ramiro Torres, Braganze sarebbe a -1 e quindi il finale sarebbe ancora più avvincente, ma comunque tant'è. Qui tentativo subito di recupero palla di Ramiro Torres che la soffia, ci è arrivato Massimo Tataranni ma si è allungata la sfera e allora possesso per Lodi. Vediamo se Lodi sceglie di mettere, come si dice, in ghiaccio la partita. Fernandez, fallo di squadra, l'ha commesso Massimo Tataranni, con Roberto Crudeli che invita ad avere il miglior atteggiamento difensivo, il suo numero 57, voglio dire Ramiro Torres. Doppietta di Massimo Tataranni, rete di Facu Posito per Braganze. La pista è scivolosa, la va ad asciugare Alessandro Paron, dirigente dell'Hockey Braganze, che assieme a Renato Sergio accompagna in panchina Roberto Crudeli. 3-24 in un finale che promette scintille. Braganze si è avvicinata nel punteggio, è a -2 da Lodi che è avanti 5-3. Nahera recupera palla molto bene Ramiro Torres a trovare Stefano Dal Santo, lo spunto di Stefano Dal Santo che cerca di trovare uno tra Tataranni e Facu Posito in area. Dall'altra parte però con Alessandro Faccin gli manca l'ultimo controllo per andare al tiro, lo raddoppiano Facu Posito e Ramiro Torres e hanno successo. Avesse difeso così nel primo tempo
forse ci saremmo divertiti ancora più. Comunque un ottimo secondo tempo quello messo in campo da Breganze. Ramiro Torres, ottimo spunto, Facuposito, gol, palo, peccato, e chiediamo scusa agli spettatori di Carra, ma è stata un'ottima giocata quella di Facuposito. Qui attenzione, il fallo di squadra con la panchina rossonera che voleva qualcosa di più. 2:29 al termine. Questa è la decisione di Alessandro Chelsea, che non ammette repliche. Si spiega con Ramiro Torres, lo invita a giocare. 2 minuti e 29. Il palo di Facuposito avesse segnato, ci saremmo veramente preparati ad un super finale. Peccato per Breganze, ma rimane il segnale lanciato di un ottimo secondo tempo. E comunque con 2 minuti e 29 tutti da vivere. Si riparte. Stefano Dal Santo, il filtrante di Stefano Dal Santo, controllato da Valentin Grimalt. Breganze getta il cuore oltre l'ostacolo. Riparte però Lodi con Fernandez. Sceglie il possesso, recupera palla Ramiro Torres. Ancora una volta se ne va Ramiro Torres, cade in area. Non ci sono irregolarità secondo i direttori di gara. Recupera palla per un attimo Facuposito. Fernandez. E qui Lodi che vuole controllare, se non altro Breganze ha spaventato Lodi con un ottimo secondo tempo, coronato dalle reti di Tataranni e Posito, e purtroppo per Breganze dalla traversa di Ramiro Torres e dal palo di Facuposito, che ora si avvia verso la porta avversaria, tenta un alza e schiaccia, non è fortunato nel rimbalzo, la palla all'indietro per Ramiro Torres. Ramiro Torres, la conclusione, palla alta sopra l'altezza regolamentare. Pronti a ripartire i giocatori di Gigio Bresciani a 1 minuto e 32. Si sono assolutamente dovuti impegnare in questo finale, perché Breganze ha dato vita a un ottimo secondo tempo. Ancora una riconquista di palla di Facuposito. Sicuramente con queste cadenze, con questi ritmi, con questa intensità difensiva, Breganze può provare a sviluppare un girone di ritorno con maggiori soddisfazioni rispetto all'andata, anche se il problema è rappresentato dal fatto che Breganze ha giocato 8 incontri casalinghi nel girone dell'andata, quindi qui c'è una ottima parata di Valentin Grimalt, l'ottimo riflesso con il guanto sinistro di Valentin Grimalt sulla conclusione di Stefano Dal Santo, con Massimo Tataranni che gli fa segno guarda che ero libero. Però è stata una bella conclusione questa. Siamo ormai all'ultimo giro di lancette di questa sfida, che si è rivelata vincente nel finale, che Breganze ha riacceso parzialmente con la doppietta di Massimo Tataranni, la rete di Facuposito. 2 pali di troppo, perché Breganze veramente, se no, avrebbe provato a raccogliere qualcosa di più. Qui c'è il fallo di squadra commesso da Facuposito. Meno di 1 minuto al termine. Antonioni in possesso per i propri colori. Facin, Antonioni, se ne va Antonioni, perde palla però, recupera palla Breganze con Stefano Dal Santo. Ramiro Torres, ancora Ramiro Torres, torna all'indietro, perde palla, e qui siamo vicini alla conclusione di questa sfida. Stop irregolare, 27 secondi, possesso per Breganze, autore di un'ottima seconda parte di match. Qui il miracolo di Valentin Grimalt, e qui è stato un ottimo spunto quello di Facuposito. Si è dovuto affidare al proprio portiere però Lodi per conservare questo vantaggio che si sta concretizzando ovviamente, e partita che sta terminando. Recupera palla, vediamo se c'è l'ultimo tiro di Breganze, lo spunto di Massimo Tataranni, invece la partita termina qui, si ferma Massimo Tataranni, finisce 5-3 Lodi con le reti di Naera, Antonioni, Facin, Nadini e Fantozzi. Per Breganze la doppietta di Massimo Tataranni, la rete di Facuposito, ma soprattutto un ottimo secondo tempo.
che ci si augura per i tifosi rossoneri possa essere un ottimo viatico per i prossimi impegni, a cominciare dal derby di Sandrigo di sabato prossimo, per Lodi, che sabato prossimo riposerà. Prosegue un campionato di vertice con una vittoria assolutamente meritata, soprattutto per un gran primo tempo, soprattutto nella sua seconda metà, propiziato da una difesa, da un'impressione assolutamente irresistibile. Braganza ha alzato le cadenze difensive nel secondo tempo e si è visto, ha concesso poco, molto poco a Lodi, e ha colpito nel finale con Massimo Tatarani, con Facu Posito, ha colpito i legni della porta di un ottimo Valentin Grimalta, che si è dovuto impegnare per mantenere inviolata la propria porta e per consentire alla formazione lombarda di conquistare questi 3 punti che la portano a 35 in classifica. Braganza non ha conquistato punti, ma ha conquistato credito dopo una ottima prestazione questa sera. Convenevoli di rito i saluti tra le panchine, fair play di fine gara. Braganza quindi che manda in archivio una sconfitta, ma può essere soddisfatta della prestazione messa in pista dagli uomini di Roberto Crudeli, che avrà sicuramente tanto da lavorare, ma ha avuto soprattutto nel secondo tempo dei riscontri positivi. Vedremo tra qualche istante la terna arbitrale, composta da Alessandro Chelsea, Mauro Giangregorio e Luigi Luna al tavolo, lascerà il terreno di gioco. Una partita sicuramente apprezzabile dal punto di vista tecnico, qualche buona giocata anche dal punto di vista stilistico. 2 buoni portieri ovviamente, Mattia Verona e Valentin Grimalta, ma lo avevano già confermato, e quindi ci risentiremo per le prossime partite, che saranno 4 di regular season per questo girone di ritorno, e poi verosimilmente i play-out con le sfide a salvezza. Il saluto della squadra rossonera ai propri supporters, che l'hanno incitata per tutti i 50 minuti, il signor Alessandro Chelsea, che lascia il terreno di gioco, altrettanto da dirsi per Pierluigi Bresciani. Le foto di rito, e quindi i saluti di Fausto Pozzan qui dal Pala Ferrarin di Braganza, che assieme a Marian Monteano vi hanno ripreso questo incontro, che è andato in onda sulla piattaforma digitale Hockey Pista Fisr TV. C'è stato qualche problema di collegamento, ci scusiamo con gli spettatori, indipendente dalla nostra volontà peraltro. A presto da Fausto Pozzan, i saluti, e ci vediamo per le prossime partite qui dal Pala Ferrarin di Braganza. Buona serata.